Farma Veneto a Farmacie Unite. Treviso risposta positiva alla possibilità di effettuare tamponi rapidi, oltre 500. Le strutture danno l'ok, ora dovrà essere stilato un accordo con la Regione. Il Veneto è in area gialla, ma l'allerta resta alta. Oltre 300 persone in terapia intensiva. Zaia annuncia che l'ordinanza anti-assembramenti in scadenza verrà reiterata, ma in centro a Treviso stasera lo struscio non è mancato. Protesta degli ambulanti dell'abbigliamento al mercato di Treviso. Fermi e con famiglie da mantenere chiedono una soluzione al sindaco. Apertura da Conte. Raffica di furti tra Vascone e Viban. Torna nel mirino del RAI della zona di Carbonera, scatenando la rabbia degli abitanti. Tensione alle stelle. Razzia in abitazione tra il Vicentino e il Trevigiano. I carabinieri di Bassano arrestano 3 pregiudicati dopo una lunga attività di indagine. Giovane alpinista precipita per 30 metri in un canale durante una scalata nell'Ampezzano. Soccorso e ricoverato in ospedale a Treviso. È molto grave. Autovelox in tangenziale. Il giudice di pace di Treviso annulla la multa e dà torto alla prefettura. È la seconda sentenza in poche settimane. Buonasera, ben ritrovati, questa è l'informazione trevigiana dei notiziari di Antena 3. Avete sentito, partiamo finalmente con una buona notizia, ovvero la possibilità di un accordo che sarà stilato tra le farmacie e la Regione Veneto per poter eseguire tamponi rapidi direttamente in farmacia. Vediamo i dettagli. Tamponi rapidi, la Regione ha chiesto la disponibilità dei farmacisti che hanno risposto positivamente. Circa 500 farmacie aderenti a Federfarma Veneto su 1200 iscritte hanno dato la propria disponibilità ad eseguire i test antigenici rapidi. Si tratta sostanzialmente di mettere a disposizione la rete delle farmacie territoriali per effettuare i tamponi rapidi e i locali dedicati, individuati a cura della farmacia, all'interno dei locali o in una zona esterna. I tamponi rapidi, prosegue il presidente di Federfarma Veneto, potranno essere eseguiti in regime convenzionato, quindi a carico della Regione, e sarà la Regione stessa ad indicare con quale modalità le farmacie verranno coinvolte nell'attività di screening, ferme restando le fondamentali condizioni di sicurezza che dovranno essere garantite a utenti e operatori sanitari. Ma di fatto chi somministrerà i tamponi, visto che in Italia ai farmacisti non è consentito? In questa fase il farmacista si occuperà della logistica e dell'organizzazione, mentre il tampone verrà fatto da un operatore sanitario preposto e che sarà un infermiere professionale. Ancora da definire il protocollo dell'accordo sia sul fronte sanitario che economico. Sicuramente le farmacie possono offrire il valore aggiunto della capillare presenza sul territorio. In provincia di Treviso, dove su 230 farmacie 204 aderiscono a Farmacie Unite, 98 hanno dato la disponibilità. Il problema, sottolinea il presidente Franco Gariboldi Muschietti, sarà quello di reperire il personale specializzato, visto la grande carenza di infermieri. Allora, adesso andiamo a vedere i dati del contagio per quanto riguarda Treviso e provincia. Nel Trevigiano sono 255 i nuovi casi che vanno ad aggiungersi ai 333 di ieri. Dunque, nelle ultime 24 ore ci sono stati 588 nuovi casi, 13 invece i decessi. E se questi sono i dati, le parole del presidente Zaia sono molto chiare. Il Veneto resta in area gialla, ma l'allerta deve rimanere alta. Lunedì verrà consegnato al Ministero il risultato della ricognizione regionale sulla distribuzione dei vaccini anti-Covid e poi lunedì sarà reiterata anche l'ordinanza regionale anti-assembramenti. Terapie intensive 2,91 più 5. Vi posso dire che abbiamo passato i 300. Alle 11 di stamattina. Il Veneto resta in area gialla, ma c'è ben poco da festeggiare. Il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa lo continua a ripetere, appellandosi a maggior ragione nel weekend ai cittadini. Si scrive giallo e si deve vedere rosso. Vi spiego perché. Noi non siamo usciti da questo casino. Oggi la responsabilità è dichiaratamente in capo a noi cittadini e ai nostri comportamenti. Da qualche giorno, prosegue Zaia, si nota in alcune province un leggero decremento dei ricoveri, ma la situazione è ancora molto difficile. Guardate che non ce la stiamo passando bene, cari cittadini, negli ospedali. Abbiamo 2600 pazienti che sono pazienti complessi. Per questo l'ordinanza regionale sull'area gialla plus, che scade alla mezzanotte di domenica, verrà reiterata fino a quando sarà necessario. L'ordinanza c'è,
verrà reiterata. In Veneto, prosegue il governatore, ci sono ancora province dove il trend dei ricoveri sta crescendo, come Verona, Vicenza e Venezia. Allora, alla luce di tutto questo, capiamo che se noi non ci mettiamo pancia a terra e rispettiamo le regole, rimpegniamo tutte le curve. Semplice. E quindi inutile che mi venite a parlare di cosa faremo a Natale. Cioè ci ingrasseremo tutti perché mangeremo il panettone da soli. C'è poi la partita dei vaccini anti-Covid. Il commissario Arcuri ha chiesto alle regioni di presentare un piano per la distribuzione. Noi siamo a buon punto, al 23 daremo la nostra risposta. Abbiamo anche intenzione di fare in modo che un'organizzazione, diciamo, puntuale come quella che abbiamo già messo in piedi dei Covid Point possa diventare qualcosa di modulare per altre campagne tipo quella della vaccinazione. Guardate, ne parlavo anche ieri sera con il ministro Speranza, cioè stiamo parlando di 60 milioni di vaccinazioni che nel momento in cui tu hai i magazzini pieni di vaccini non è che poi le facciamo in un anno, cioè ci saranno tutti che vorranno il vaccino subito. Infine un accenno alle critiche del presidente della Campania, De Luca, sui tamponi fai da te. Ha da passare un tetto. Allora, verrà reiterata l'ordinanza, quella pubblicata e valida per la Regione Veneto a partire dal 12 di novembre, avete sentito, quindi verrà reiterata proprio a partire da lunedì. E una delle cose che quell'ordinanza imponeva era l'evitare lo struscio proprio nei centri storici. Ebbene, le immagini che state vedendo sono state registrate questa sera alle 18:30. Lo struscio è vietato nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna soltanto nel weekend. È sabato sera, queste immagini parlano chiaro, sono molte le persone che stanno passeggiando sotto i portici del Calmaggiore. Per i residenti in centro storico ovviamente la passeggiata non è vietata, però insomma le immagini che state vedendo testimoniano che siamo ancora un po' lontani da quelle che sono le richieste o di fatto le regole imposte dalla nuova ordinanza della Regione del Veneto. Adesso andiamo invece a vedere i controlli della polizia, controlli verso 16 automobilisti stangati, una ventina di posti di controllo sono stati posti in essere nel corso della settimana dalla Questura di Treviso in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Padova. Sono state controllate 609 persone, 1902 i veicoli, 15 gli esercizi commerciali, 6 le persone denunciate, 16 le sanzioni elevate per violazioni alle norme del DPCM del 3 novembre scorso. Stiamo parlando ovviamente di persone che non rispettano il coprifuoco delle 22. Si tratta principalmente appunto di persone che non hanno rispettato il coprifuoco oppure erano in più di 4 al tavolo del bar o ancora esercizi pubblici che non esponevano il cartello sul numero massimo di avventori che possono essere accolti nei locali. Il punto anche sul vaccino anti-Covid, un vaccino che è sempre più una realtà tangibile ma è già oggetto di alcune polemiche, come avete potuto sentire in questi giorni. Siamo andati al mercato di Treviso per sentire un po' che cosa ne pensa la gente, il vaccino molto atteso ma anche un po' temuto. Se arrivasse a gennaio, lei lo farebbe? Sì, perché no? Sì, lo farei. Lei lo farebbe? Certo. Se arriva il vaccino anti-Covid a gennaio, lei lo fa? Lo devo fare perché ho 91 anni e di conseguenza, essendo una persona anziana, sono più in pericolo degli altri. Subito. Quindi si fida? Mi fido. Ormai chi adesso sono arrivato. Sì, io lo farei, volentieri. Quindi bisognerebbe un attimo valutare se vale la pena, insomma, informarsi un attimo meglio e poi eventualmente, affidandosi a degli studi certificati, eventualmente lo farei ovviamente. No. Perché? Perché non lo ritengo opportuno. Quello che fanno adesso secondo me non ha valenza, cioè non è sicuro. Quindi è un business secondo lei? Arriva perché? Perché bisogna dare alla gente qualcosa almeno di speranza? No. Perché? Perché non ho mai fatto nessun vaccino, mai. Non pensa che essere vaccinata contro il coronavirus le darebbe una vita più libera adesso, senza mascherine, senza paura? No, la metterei lo stesso. Sì, lo farei. Sì. Quindi lo ritiene un'opportunità? Sì. Sarebbe molto bello, lo aspettiamo tutti, però in sincera verità
bisogna un attimo attendere notizie più sincere e quindi speriamo bene per tutti. Lei vuole avere più certezze? Sicuramente. Restiamo al mercato di Treviso per raccontarvi la protesta degli ambulanti dell'abbigliamento. Questa mattina hanno raggiunto la loro postazione nella piazza del mercato con i camion carichi della loro merce, merceria e abbigliamento. Sono gli ambulanti ai quali da una settimana per regolamento comunale dettato dall'emergenza Covid è impedito di usare lo spazio a loro assegnato. Sono stati avvisati venerdì scorso tramite PEC e questo è il secondo sabato perso. Il mio spazio c'è da 45 anni, questa mattina è vuoto. Con una giornata così è un peccato, insomma, perdere il mercato. È una cosa difficile da accettare in un momento così. È impossibile da accettare. Noi chiediamo di lavorare perché l'80% dei mercati qui a Treviso e in Veneto continuano a farli, addirittura anche nelle zone arancioni come il Friuli o l'Emilia. A Treviso non c'è una persona senza mascherina, viene preso ad esempio, eppure siamo qui a manifestare questa roba. Non abbiamo alcuna possibilità di sopravvivenza. Gli ambulanti, una quarantina in tutto, hanno manifestato silenziosamente, semplicemente tornando come ogni sabato al loro posto, ma con un cartello affisso al camion dove chiedono di poter tornare a lavorare in sicurezza. A loro, sia cittadini che colleghi del mercato alimentare, oggi hanno espresso solidarietà. Non è giusto? No, non è giusto, perché è già successo che hanno un po' regolarizzato l'ingresso, l'uscita. Non lo so, speriamo bene per loro soprattutto. Fanno benissimo, anche perché hanno ragione, i centri commerciali aperti e noi all'aperto chiuso, è un controsenso. Sulle loro spalle, a casa, ci sono dipendenti e anche centinaia di artigiani locali che producono i capi di abbigliamento in vendita sui loro banchi. Consapevoli della difficoltà del momento, chiedono di trovare assieme una soluzione. L'amministrazione è stata molto brava a maggio a organizzare il mercato, il piano è già a disposizione. Se c'è una piccola spesa da sostenere per la sicurezza, noi siamo disposti a pagare le spese. Noi siamo andati dall'amministrazione a chiedere una risposta. Sentite che cosa ha detto il sindaco. Non possiamo non tener conto dei dati che dicono che oggi nell'ospedale di Treviso ci sono più di 100 ricoverati nei reparti di malattie infettive e quasi 20 persone in terapia intensiva, quindi dati che ci devono responsabilizzare, dati che non ci consentono in questo momento di abbassare la guardia, però garantisco che da parte dell'amministrazione c'è tutta la buona volontà per trovare delle soluzioni. L'appuntamento è tra qualche giorno insieme ai tecnici comunali che in questa fase ci hanno anche espresso dei pareri negativi per la vecchia formula di mercato, per trovare delle nuove soluzioni. Io credo che dobbiamo lavorare con quell'obiettivo per riuscire a trovare una nuova formula mercatale per appunto il sabato prossimo. Nella Marca trevigiana continua la campagna vaccinale per la fascia 60-64 anni. Oggi siamo andati ad Oderzo. È nel pieno dell'attività la campagna per la vaccinazione contro l'influenza nell'ASL 2 con le previste 203.000 dosi di vaccino nella Marca. Non sono ancora arrivate tutte, ma per la fine della prossima settimana sono in arrivo altre 19.000 dosi. Nelle 6 sedi vaccinali tutto procede come programma senza intoppi. Sta andando bene qui a Oderzo, stamattina abbiamo già avuto 300 accessi. In questa sala polifunzionale dell'ex Foro Boario medici e infermieri si sono organizzati per accogliere 1.800 persone ogni sabato per 3 volte consecutive, tutti chiamati con lettera su appuntamento per non avere assembramenti. Uomini e donne di età compresa tra i 60 e i 64 anni di tutti i comuni dell'Opitergino Mottense più Maserata e Zenzon, in totale 16 comuni. È stata una scelta aziendale di organizzare la campagna vaccinale in questa maniera. Ai medici di medicina generale è stato dato il compito, come ogni anno, di chiamare alla vaccinazione e vaccinare le persone che hanno più di 65 anni e le persone che hanno problemi di salute importanti, per cui la vaccinazione antinfluenzale è necessaria, ed è stata lasciata al servizio vaccinale invece la chiamata alla vaccinazione della fascia di età 60-64 anni, che da quest'anno è una nuova fascia a rischio proprio per l'emergenza Covid.
Tra i convocati l'adesione alla campagna vaccinale è del 45%. Per essere la prima volta che questa fascia di età viene chiamata a vaccinarsi, causa Covid, si può considerare un buon risultato la soddisfazione dei sindaci. Precisione negli appuntamenti, cittadini precisi anche nel non assemblarsi e correttezza di tutte quante le assistenti e degli operatori del SISP. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro di coordinamento e lavoro di squadra, sia per quanto riguarda i tamponi sia per quanto riguarda le vaccinazioni. Ed ora sentite questa storia da Bassano a Treviso, la segnalazione di una nostra telespettatrice che non viene visitata dal suo medico di famiglia da mesi. L'emergenza coronavirus non cancella affatto altri mali e patologie, dai più lievi alle più spaventose, che possono colpire le persone. Anzi, l'attenzione che la regione guidata da Luca Zaia pone alla situazione delle terapie intensive è alta, soprattutto per fare in modo che chiunque possa essere curato al massimo delle possibilità della sanità regionale. Fin qui siamo tutti d'accordo, no? Allora ci si chiede come possa un medico di famiglia rifiutarsi di visitare una paziente nel bel mezzo della pandemia. Ce lo chiede anche la protagonista di questa incredibile vicenda, che l'anno scorso si è trasferita da Bassano a Treviso e si è scelta, come da prassi, un nuovo medico di base. Poi ecco cos'è successo. Poco tempo fa succede che chiamo il medico perché volevo essere visitata e il medico, o meglio la segretaria del medico, perché il medico non risponde al telefono, non risponde al cellulare, non risulta reperibile, la segretaria mi ha risposto recentemente che il dottore può rifiutarsi tranquillamente di visitare i suoi pazienti. Pertanto ovviamente non mi ha dato l'appuntamento e non è intenzionato a visitare nessuno, anzi mi ha risposto che per cose urgenti bisogna recarsi direttamente al pronto soccorso, per qualsiasi tipo di cosa. Anche perché il problema per cui la paziente cercava aiuto non era in alcun modo legato al Covid. Io ho chiamato il medico per avere un consulto e un parere su un'altra cosa, non c'era niente legato al Covid e comunque mi ha risposto di no, cioè non visitano in ogni caso, anzi mi hanno appunto risposto che il medico può rifiutarsi di visitare i suoi pazienti. Il diniego ha lasciato molto colpita la paziente. Ritengo questa affermazione inaccettabile perché un medico ha il dovere di visitare i suoi pazienti, se non volesse farlo dovrebbe cambiare il suo mestiere, cioè non dovrebbe fare il medico, dovrebbe scegliere magari di fare qualche cosa d'altro. Per questo motivo Pamela ha deciso di venire a raccontare la sua storia nella speranza di poter aiutare altre persone che si possono essere trovate nelle medesime condizioni. Vorrei denunciare e portare all'attenzione questa problematica che molto probabilmente non starò vivendo solo io, ma staranno vivendo un sacco di altre persone che necessitano di avere un consulto dal proprio medico di base e di fatto trovano ostruzionismo in questo, cioè trovano i medici che non sono più disponibili neanche a fare delle visite né in ambulatorio, tantomeno che a casa. E noi lo chiediamo ai medici, alla sanità, alle istituzioni. È lecito questo comportamento? È consentito? È opportuno? Attendiamo risposte e le attendono molte persone. Andiamo in pubblicità tra pochissimo. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo dalle multe, le sanzioni combinate dagli autovelox in tangenziale a Treviso perché ci sono delle novità, sentite. È la seconda sentenza in poche settimane, riapre la partita tra il comune di Treviso e i cittadini multati, ma potrebbe a macchia d'olio avere delle ricadute molto più pesanti. Per la seconda volta, infatti, il giudice di pace ha accolto il ricorso di una società di trasporti, il primo era di un automobilista, che ha impugnato un verbale questa volta da 942 euro davanti al prefetto. Un ricorso sostenuto e vinto dall'avvocato Fabio Capraro che con il perito Giorgio Marcona ha portato a sostegno della sua tesi il decreto ministeriale del 2017 che chiede l'omologazione degli apparecchi per la rilevazione della velocità su strada. È solo un rispetto della legge. L'autovelox non è omologato come per legge, onde per cui d'evidenza giustamente il giudice di pace applica la legge. Il giudice di pace ha confermato l'orientamento della legge ministeriale, una sentenza diventata già nazionale, tant'è che il telefono della coppia Capraro-Marcon pare non sia mai stato così bollente. Una sentenza che potrebbe trascinare con sé una pioggia di ricorsi contro le multe degli autovelox di tutta Italia, dove gli apparecchi hanno ottenuto soltanto l'approvazione del prototipo e non l'omologazione. Il Ministero ancora non ha dato le direttive attuative per applicare.
non ha depositato i decreti di omologa e il giudice ne ha preso atto e ha fatto la sentenza. Ma vorrei vedere questi decreti di omologa. Io non ne ho ancora visto uno. Mancano direttive ministeriali, mentre quelle europee pare siano già copiose. Sarebbe bastato avallarle, suggerisce Capraro. Ora la prossima mossa a chi spetta? Certo, dovrebbero prendere atto che effettivamente manca l'omologa e dovrebbero comportarsi di conseguenza. Dura l'ex, sede l'ex. Raffica di furti tra Vascone e Biban torna nel mirino dei raid della zona di Carbonera, scatenando ovviamente la rabbia degli abitanti. Da una decina di giorni a questa parte, Carbonera è tornata nel mirino dei ladri. A Vascone e Biban i malviventi hanno messo a segno decine di colpi. Professionisti dello scasso che non si interessano se nell'abitazione sono presenti delle persone. Continuano a imperversare, vanno dentro alle abitazioni, un po' se ne fregano se c'è gente che abita o gente che non abita, quindi entrano comunque nelle case. Furti messi a segno dalle 18 alle 20 appena fa buio, prese di mira soprattutto le case isolate come in questa zona di campagna. Hanno passato praticamente 5 case qua attorno, mia mamma che è a 100 metri di distanza da qua, il confine con Lancenigo Vascon, per poi passare dal mio vicino di casa, scappati, sono poi andati ad attaccare un'altra casa, non hanno portato via per fortuna niente perché in 2 casi sono stati fermati dall'antifurto / dal padrone che si è accorto delle cose. Hanno preparato attorno qui altre 3 case che ho sentito dove hanno tagliato le recinzioni per liberarsi la via di fuga. La tensione nel circondario è alle stelle, il timore di truffe e furti è così forte che qualcuno dubita anche della troupe di Antenna 3. Chi ha subito 2-3 furti non si fida più di nessuno, come in questa famiglia dove i ladri sono passati 2 volte. La prima volta ci hanno buttato per aria tutto, però hanno fatto solo il piano sotto ed eravamo a letto perché erano le 2:30 di notte. E l'ultima volta invece sono saliti sul portico, hanno rotto la finestra, tirato sulla persiana, rotto l'altra finestra e sono entrati in camera e gli hanno portato via tutto l'oro. E voi eravate in casa? Sì, eravamo qua in cucina e se andavamo su 5 minuti prima forse li trovavamo dentro là. Le persone sole sono quelle ad avere più paura. Da mia madre sono entrati mentre dormiva, sono passati prima che accendesse l'allarme, hanno oscurato i sensori e poi a notte si sono preparati la strada spianata per entrare in casa. Ancora cronaca con la brillante operazione dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa che hanno arrestato la banda della Clio Blu. I dettagli. Era da tempo che la banda della Clio Blu agiva quasi indisturbata con furti in casa e non solo, ma il fiuto dei carabinieri ha portato al pedinamento, all'inseguimento e infine all'arresto dei 3 componenti. Si tratta di 2 fratelli, Mario e Michele Cari, 37 e 26 anni, e della fidanzata di quest'ultimo, la 33enne Teresa Helt, tutti e 3 di etnia Sinti. Pregiudicati, residenti a Solagna, avevano agito un po' in tutte le province del Veneto. Tutto parte con i furti in casa a Marostica perpetrati dal 29 ottobre al 3 novembre. Le indagini investigative hanno permesso di risalire al proprietario della Clio, Michele. Ieri il pedinamento dei 3 che, non sapendo di essere sorvegliati a Loria, infrangono il vetro di un Audi Q3 ed asportano una borsetta. Ripartono sempre pedinati dai carabinieri, si fermano a Castelcucco dove uno di loro entra in un'abitazione, gli altri 2 fanno da palo, ma trovandosi di fronte alla proprietaria si dà alla fuga con i complici. È in quel momento che i carabinieri, stazione e forestale di Asolo si mettono all'inseguimento e li bloccano dopo 2 chilometri. Il modo di procedere dei ladri era quello di suonare il campanello se nessuno apriva, scassinare porte o finestre ed entrare, oppure se qualcuno alla fine andava ad aprire la porta, dire che era arrivato l'arrotino. Numerosi gli oggetti atti allo scasso, spray al peperoncino ed una pinza per avvicinamento ritrovati. Le forze in campo di qualsiasi comando di compagnia, stazione, provinciale, poi alla fine si uniscono in uno sforzo comune che è quello di assicurare alla giustizia persone che consumano reati sul territorio, vedasi i furti in abitazione. Sono molto contento delle segnalazioni che ci arrivano da parte dei privati cittadini perché ci aiutano a condurre le indagini e anche spesso a indirizzarle nel modo più giusto. All'operazione hanno preso parte i carabinieri della stazione di Marostica, di Solagna, la sezione operativa di Bassano. Per i 3, traduzione presso i carceri di Padova e Venezia in attesa di convalida dell'arresto.
Un uomo e una donna rumeni pregiudicati e senza fissa dimora sono stati denunciati dai carabinieri di Riese Pio X. Sono accusati di aver tentato di derubare un imprenditore del luogo. Dopo averlo avvicinato, lo hanno abbracciato e strattonato per strappargli il Rolex che portava al polso. Vista la malparata, poi si sono dati alla fuga, ma sono stati identificati dai militari dell'Arma. L'ex prefetto di Treviso, Laura Lega, è il nuovo capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Succede al prefetto Salvatore Mulas. La nomina è stata deliberata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che ha anche rinnovato l'incarico di capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all'ingegner Fabio Dattilo. Laura Lega ha guidato la prefettura di Treviso dal 2015 al 2018. Adesso siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Partiamo con la cronaca. Sono molto gravi le condizioni di un giovane alpinista precipitato in un canale durante la scalata di Cima Ra Sesta tra i tondi del Faloria e Forcella Marcuoira. Si tratta di un 24enne di Cortina d'Ampezzo che stava salendo primo di cordata con ramponi e piccozza assieme ad un amico lungo la parete del versante nord. Una prima parte di salti di roccia e poi neve quando è volato una trentina di metri più in alto rispetto al compagno. La sua caduta ha strappato tutte le protezioni, comprese la sosta dove si trovava l'amico, ed entrambi sono ruzzolati per diverse decine di metri. L'amico, che fortunatamente non aveva riportato grosse conseguenze, è riuscito a dare l'allarme al 118. Il 24enne è ora ricoverato in gravi condizioni a Treviso. Medici di base e tamponi. Nel Bellunese la percentuale purtroppo più bassa di tutto il Veneto, ma l'Ulso 1 si dice ottimista sul cambio di direzione. Ieri abbiamo avuto un incontro con i medici di medicina generale assieme ai colleghi direttori di distretto che seguono questo settore di attività. Ho notato ampia disponibilità ad impegnarsi su questo argomento. I medici di famiglia, specialmente quelli che lavorano singoli, hanno effettive difficoltà in qualche modo nel loro studio ad eseguire questi tamponi. Stiamo cercando insieme soluzioni che possano essere opportune. Il dato, quel 9,9% nel report della regione diramato ieri, saltava agli occhi. I medici di base dell'ULS 1 in ultima posizione nella percentuale di chi finora ha eseguito i tamponi. Un divario netto rispetto alle altre province che ha sorpreso anche molti fra i bellunesi. Non me la spiego a mia volta perché secondo me è una cosa necessaria e logica. Li facciano anche i medici di base, senza dover correre avanti e indietro per l'ospedale. Sono già oberati di tante altre cose e chiaramente non aderisco, non credo che ci siano altri motivi che i medici bellunesi non abbiano a cuore la salute dei loro assistiti. Criticità logistiche e di sicurezza, quelle avanzate dai medici nel vertice di ieri, ma Cinquetti si dice ottimista. Io credo che la medicina generale nel giro di una decina, quindicina di giorni, specialmente la medicina di gruppo che ha strutture che lo consentono, avvierà questa attività che peraltro è limitata ai tamponi rapidi. Tutto questo mentre la situazione epidemiologica e di conseguenza clinica degli ultimi giorni conferma l'allerta per il bellunese. Abbiamo fatto un'analisi abbastanza attenta degli ultimi 15 giorni e appunto abbiamo registrato oltre 3.000 nuove positività, dati molto molto importanti e impegnativi per quanto riguarda la gestione, quindi tracciamento dei contatti, presa in carico e quant'altro. Si tratta di uno dei cantieri più importanti del post-Vaia. Parliamo di Serrai di Sottoguda, uno dei simboli dell'Agordino. Affidati i lavori per circa 9 milioni di euro a una rete di imprese locali. Molto soddisfatto il sindaco. Sentite. Per Rocca Pietore è sicuramente una grande notizia la partenza del secondo stralcio dei lavori nei Serrai, quello più importante, da 9 milioni di euro. Credo sia una buona notizia per tutto l'Agordino, per tutto il Bellunese, perché è una zona turistica di eccellenza. Forse il cantiere più atteso, di sicuro il più simbolico, perché la devastazione dei Serrai di Sottoguda da parte di Vaia è stata una ferita anche morale al cuore delle Dolomiti. Così, dopo il lungo e complesso lavoro di messa in sicurezza del sito, adesso finalmente partono i lavori del secondo stralcio. 9 milioni di euro per quello che lo stesso commissario all'emergenza Luca Zaia ha definito il cantiere della rinascita. A fare la differenza per il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, saranno le imprese coinvolte.
La notizia buona è quella delle 7 imprese bellunesi che con un raggruppamento di imprese appunto ha vinto l'appalto, quindi saranno loro a gestire i lavori nei serrai. 7 imprese bellunesi fra le più importanti, grande garanzia anche da questo punto di vista, secondo me. Questo era l'ultimo servizio per noi, ci lasciamo con le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica di bel tempo al nord-est, sia pure con un clima un po' più freddo e dunque maggiormente in linea con il periodo. Il dettaglio del 22 novembre. Sul Veneto condizioni di tempo sempre asciutto e stabile. Al mattino e la sera tuttavia sarà possibile la formazione di foschie o nebbie sulle aree di pianura, ma la giornata trascorrerà decisamente con la presenza del sole. Il cielo sarà sereno o localmente velato. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo tutto sommato lo stesso scenario determinato da un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori e non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Uno sguardo in conclusione al Trentino Alto Adige, anche in questo caso sarà soleggiato salvo per locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime intorno a 1 grado, massime fino ai 12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.